Salve a tutti, questa sera siamo qui per intervistare Michela Buscemi, un'attivista nota per la sua lotta contro la mafia in seguito all'omicidio dei suoi due fratelli. Prego, può cominciare a raccontarci l'accaduto dall'inizio? Sì, grazie, buongiorno. E innanzitutto grazie per avermi invitata. Parto subito sul dire che mio fratello, a un certo punto della sua vita, rimase senza lavoro e per sostenere la sua famiglia dal punto di vista economico si mise all'interno di un circolo del mercato nero e iniziò a vendere sigarette. E inutili però furono gli avvertimenti del clan mafioso e una sera del 1976 in un locale a Sant'Erasmo due uomini sfortunatamente irruppero e gli esplosero vari colpi di pistola, di cui gli ultimi a sfigurargli il volto. Come reagì tuo fratello minore alla morte di Salvatore? Allora, mio fratello inizialmente ne soffrì molto e infatti era determinato a fare giustizia a Salvatore, quindi decise di trasferirsi insieme a suo cognato, ma quando si sono trasferiti da Catania non sapevano bene da dove partire, quindi sono andati nel quartiere di Sant'Erasmo, dove Salvatore viveva, per iniziare le ricerche dei suoi omicidi. Dopo l'inizio delle ricerche, molti indizi lasciavano supporre che il mandante dell'uccisione di Salvatore fosse Filippo Marchese, boss di Sant'Erasmo. Un giorno di primavera, però, un gruppo di mafiosi suonò a casa di mio fratello, fingendo di essere lì per fargli un'offerta di lavoro. Lui e suo cognato, una volta scesi, vennero storditi e caricati all'interno di un bagagliaio e portati via. Arrivati in un magazzino, vennero brutalmente uccisi per poi essere gettati nell'acido, al fine di eliminare le tracce. Come se non bastasse, gli ulteriori resti dei cadaveri vennero gettati in mare all'interno di un sacco. E come lo hai superato? Guarda, ci è voluto un po' di tempo, ma nonostante tutto non mi sono mai rassegnata e ho trovato infatti il modo di combattere contro la mafia. E infatti adesso ho un ruolo direttivo dall'Associazione delle Donne contro la Mafia e continuo tutt'oggi a combattere contro le associazioni mafiose. Quello che voglio dire, in particolare agli uomini e alle donne, è che non bisogna scoraggiarsi e bisogna continuare a vivere per i loro familiari e per coloro che sono morti ingiustamente. Bisogna combattere anche contro le ingiustizie e non averne mai paura di parlare. Ma la mentalità mafiosa riguarda anche i nostri atteggiamenti quotidiani. Non so o faccio finta di non sapere, non vedo o faccio finta di non vedere. Se non mi fai copiare, ti pentirai della tua scelta. L'importante sono io e solamente io. Gli altri e le loro vite passano in secondo piano, se non addirittura in terzo. Appena ti toccano, simula e cadi per terra. Dobbiamo vincere. Il rispetto verso le altre persone viene sempre dopo la vittoria. Hai visto Matteo che ha rubato le cuffiette a Federico? No, non ho visto niente. La mentalità mafiosa parte dagli atteggiamenti che assumiamo tutti i giorni.